destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti piederoli e ben ritrovati con un nuovo capitolo di Warcraft 3 Reign of Chaos. Siamo arrivati con la campagna degli Elfi della Notte al capitolo 3, alla difficoltà difficile chiaramente, e il capitolo 3 si chiama Il risveglio di Storm Rage. I primi due capitoli erano abbastanza semplici perché comunque introducevano un pochettino la razza e qui cominciano a vedersi altre unità e le andremo a conoscere insieme. Questa è una missione abbastanza difficilotta, però non vi anticipo nulla, quindi andiamo direttamente al gameplay. Andiamo. Cenarius è morto, quindi tocca a noi risvegliare i druidi. Ecco, Dobbiamo recuperare il corno del semidio dagli prima lo accoppo, Esramuni. poi devo fare il lavoro per lui. Bene. Solo il suo chiarore può strappare i druidi ai loro giacigli. Ma gli orchi hanno Ovviamente, stabilito una base chiaro. proprio sull'isola. Ma va là, Dovremo combattere per raggiungere il corno di Cenarius. guarda caso. Sacerdotessa Tyrande, grazie ai lune ti abbiamo trovata. I Adesso non dici morti grazie, avanzano non verso vengono mai Barrow al sole. Dale. Il luogo sembra abbandonato, ma potrebbero... C'è un druido che dorme al suo interno, sorella. Furion Storm Rage, il più saggio e potente. Praticamente il Nature Prophet di Dotadu. Dobbiamo informarlo che la legione è tornata. Allora dobbiamo sbrigarci. Se i non morti dovessero raggiungerlo prima che si svegli... In fretta, sorelle. La nostra unica speranza è risvegliare Furion. Bene. Allora, via, non perdiamo tempo perché La qui Dea veramente... mi chiama. Alberi Sento rimanenti la sono voce delle 100, lune. solamente che il problema è che vanno veramente a busso e tirare giù quell'accampamento La Dea di mi orchi per andare a trovare il Così corno sia. di Cenarius non è una cosa affatto Spero semplice, illuminare. e adesso vedrete. Qui, Immediatamente. qui conosciamo le, Dove la le Dea Driadi, desidera. ottima Così unità, sia. immune alla magia, Vere lune. buon danno, molto fragile da armi d'assedio e Qualcuno attacchi minaccia corpo la a corpo, foresta. però Così perché sia. hanno armatura di maghi. Asher Però fanno Rowan. abbastanza danno, La Dea rallentano, mi avvelenano, rallentano Come la e Dea sono desidera. immuni alla magia, quindi sono utilizzate I molto per nostri questo. guerrieri stanno affrontando il nemico. Intanto qui cerchiamo di liberare un po' la strada, fare un po' di esperienza con l'eroe. Allora, dovrò il prima possibile farmi due miniere per avere più rinforzi possibili, per riuscire a tirare giù nel più breve tempo possibile Qualcuno quell'accampamento minaccia la là degli foresta. orchi. E la cosa non sarà I affatto nostri guerrieri semplice. stanno affrontando il nemico. La Allora, Dea mi chiama. questi sono veramente Sento la facili da voce tirare delle giù. lune. Poi se non sbaglio ci dovrebbe essere un mercatino. Qui c'è la seconda miniera
e facciamo Non subito un possiamo alberello. Tanto costruirli. poi dopo mi metto lì a difendere e sono sulla strada Qualcuno minaccia la del foresta. sentiero di caccia degli orchi. Sento la quindi voce di Eluna. mi dovrebbero... Per Eluna. cioè, l'intercetto lì. Immediatamente. Così sia. Allora, intanto vado avanti a fare fuochi fatti perché mi servirà parecchia legna, devo fare un sacco di risorse per farmi una seconda Asher espansione. Toraman. Sento la voce di Eluna. Allora, quassù, Come se la non dea erro, ci dovrebbe essere Qualcuno minaccia la foresta. una fontana vicino La proprio dea. all'accampamento degli orchi e ci sono già delle unità di orchi da far fuori. Qualcuno minaccia la Però foresta. queste qui dovrebbero essere abbastanza semplici, Asher che ancora non Toraman. posso chiaramente fare. Sento la voce Infatti di vedete, Eluna. cavallo lupi, che mi mirano Come la tutta la mia unità più Fretta, distruggeteli con prima meno che vita. riescano Ok, a facciamo raggrupparsi. subito Non la possiamo tecnologia. costruirli. Asher Toraman. Restate di guardia. Non devo perdere unità per nessun motivo al mondo, perché un'unità persa vuol dire perdere una missione. La dea mi chiama. Ale. Perché Sento poi la dopo voce sembra di finita, ma dopo gli orchi lì dietro c'è altra gente da ammazzare, non è che poi sei arrivato subito al corno. Piacerebbe. Guardate là come calano in fretta gli alberi. Cazzo, i gul tirano giù, arrivano fino a 20 di legna cioè, poi tornano indietro. E due di legna ogni colpo. Ci mettono poco, eh. Sono mica gli umani e gli orchi che sono lenti come la merda a far legna. Allora, qui intanto cominciamo a radunare un po' di esercito. Fate Alla in fontana. Che c'hanno anche le torretine, perché le Assolutamente. elfe sono forti, non sono deboli, però sono poco Qualcuno resistenti. minaccia la foresta. E dover io Per attaccare un accampamento di orchi È già difficile tutto bello completato. barricato di torrette non è una cosa veramente easy. Qualcuno Andiamo avanti a minaccia far la cibo. foresta. Così E sia. adesso qui c'è un attimo un pelo di stallo, anche perché poi voi partite da Edificio zero, completato. quindi dovrete prima fare l'esercito e in un attacco riuscire a tirarglielo giù. Non avremo seconda possibilità. O ce la facciamo subito o se no la missione è persa. Potenziamo anche l'unità che è meglio, soprattutto visto che devo andare ad attaccare io. Qualcuno Ok. minaccia la foresta. Adesso c'è anche già la seconda miniera pronta, Per la aspetta un attimo grande che, madre. che venga intrappolata per poi mettersi dentro i fuochi fatti. Allora, cosa mi faccio? Le cacciatrici? Sì, dai. Allora ho deciso se farmi le arciere, ma le arciere sono troppo Edificio fragili, completato. se me le prendono me le inculano in 4 parti uguali. La dea mi chiama. Allora, qui poi Potenziamento le completato. difese qui non serviranno molto, quindi se dovreste per caso dover Qualcuno affrontare minaccia questa l'edificio missione qui, completato. ricordatevi che non buttate via risorse per fare le Asher torrette, Toraman. perché tanto vi arriveranno pochi attacchi dal momento che dovrete subito attaccare voi. Dea, illumina il mio L'oro cammino. non basta. Allora, volevo farmi anche un secondo albero arcano qui della L'oro guerra, non basta. per riuscire a farmi più unità subito alla volta. Sento la voce di Elune. Merda, la come grande calano gli madre. alberi. Ti mette l'ansia queste missioni a tempo così ti mettono un'ansia, soprattutto il difficile. Ecco, vedete che li sto intercettando, adesso li attacco Cosa hai in mente? e Mostra. poi una volta finito vado nella Va fontana e bene. mi riprendo. Per quello che vi dicevo che non serve a niente, li intercetti, li attacchi, li No, non intercetti basta. lì, dopo ti curi le fontane. L'oro non basta. Ok, cominciamo a fare anche un po' Sento di la armi da voce sedio, di visto che lui. c'hanno le torrette. Qualcuno minaccia la foresta. Asher Toraman. Vedete? Io non ho perso unità e loro invece ne hanno perse Sento la voce praticamente di tutte. Elune. Poi cambia un cazzo perché comunque gli orchi sono più Non avvantaggiati possiamo degli elfi costruire lì. a livello di unità. Cioè in teoria dovrebbero gli elfi aspettare all'attacco degli orchi per poter usufruire dei loro vantaggi. Se devo andare io in base loro, capite voi che non è una cosa così easy. Edificio completato. È un po' palloso Piedroli questo primo pezzo, ma quando dopo ne vedrete di azione ve lo garantisco. Per qualcuno minaccia la foresta. Via, cominciano a venire fuori anche le mie armi d'assedio. Sento la voce di Elune. Sono votata alla vendetta. Qualcuno minaccia la L'attesa è foresta. Anche perché poi c'hanno anche l'eroe e il Blade Master, Tocca a te. Per gli altri. La che è dea. già di livello 6, quindi ti sparano ultimate in mezzo Qualcuno minaccia la in foresta. mezzo alle tue, a queste povere donnicciuole, te le apre in In 2, posizione. 5, in Sento 20. la voce Ciao. di Elune. Impressionante. È fortissimo quella ultimate lì. Non so se in Dota 2 c'è il giro di Axe che ci assomiglia, ma ci assomiglia.
toglie un botto. Sarebbe troppo forte, infatti. Ah no, è la possiamo Q del costruire. Juggernaut praticamente. Però toglie un po' di meno. Qui mi si è incastrato sto cazzo Non possiamo di fuoco costruire. fato. La dea mi chiama. Voi direte, ma perché fai i posti lunari che tanto c'è la Q e la fontana lì? Perché mi serve il cibo. Se no, come cazzo le faccio? Illumina il mio cammino. Sento la voce di Eluna. E poi non è anche le unità più massicce, perché se avessi gli orsi, comunque le unità che poi troveremo più avanti, Piederoli, nelle prossime La missioni, dea mi chiama. sarebbe molto più easy. Adesso butto davanti gli orsacchiotti, che sono veramente tonici. Invece qui c'ho driadi, Sento la voce cacciatrici, c'ho 2 unità da early game, e le driadi che sono situazionali. Fate in fretta. Solo che sono forti contro eroi che usano molto, sono spammano molto di abilità e unità con attacco magico. Gli spazi aperti. Ci stanno invadendo. sono Ok, problemi. qui l'esercito sta cominciando a prendere corpo. La dea mi Edificio chiama. completato. Per E gli alberi continuano a calare. Oro non basta. Prendiamoci intanto anche un pochettino di queste pozioni qua. Questa qui praticamente mi cura tutte Qualcuno mi cura minaccia l'unità la del foresta. gruppo, e l'altra in alto a destra che vedete invece è quella praticamente Ci stanno che invadendo. Asher dà armatura Torna. alle mie unità. Saranno basilari. La dea mi chiama. Ci sono problemi. No, solo che devo andare a attaccare Asher Torna. un accampamento bello granito di orchi. Gli Solo spazi quelli sono i aperti problemi. della natura. Cosa da poco però. Cosa che succede? Andiamo avanti con le mie truppe d'assedio, che sono basilari. Sento la voce di Elune. Ci stanno invadendo. Senza quelle non ce la farei, ne ho già 3. Devo arrivare almeno Cos'è il penso 4. richiamo della natura? Sento 4 la dovrebbero voce di bastare, Elune. 4. Ciao. Asher Lascio Torna. impronte. Poi adesso in teoria dovrei aspettare Qualcuno minaccia il la prossimo foresta. attacco. Così Una volta sì. che mi attaccano, dopo posso Ci contrattaccare, sono perché se problemi. adesso stanno accumulando le unità per Sento mandarmele la voce contro, di Elune. io se vado a ingaggiare adesso mi trovo poi le unità che ci sono normalmente più quelle d'attacco. Però proviamo a cominciare a tirargli giù le torri intanto. E mi metto avanti con i lavori. Allora, una torretta è già La partita. dea mi chiama. E devo cercare di portare la battaglia fuori dalle In loro difese. Ecco, ci scominciano sti sciamani di merda. Tiriamoli giù subito, perché se mi metto... Ecco. E poi c'è anche le coppie. Sento la voce di Elune. Questo La è dea Tony. mi chiama. Ci stanno invadendo. Qualcuno Va minaccia la focussato foresta. senza meno. Ci sono problemi. Asher Torna. Ciao. Oh, e niente, cioè, che cazzo di cooldown c'ha? La dea mi chiama. Ci Qualcuno sono minaccia la foresta. Ci stanno invadendo. Merda. Ci sono problemi. Devo uscire a ammazzargli. Oh, morto l'eroe. Cosa hai in mente? A nudo raso. Fortuna che c'ho le driadi che mi tolgono le magie degli Asher sciamani. Torna. Via delle spalle degli sciamani. La caccia è aperta. Allora, si sta mettendo bene. Endurire. Che adesso sono in vantaggio io, e con le mie catapulte tiro giù Sento la voce le di strutture Elune. intanto che continuano a combattere. Asher Torna. Scusate Piederoli se commento un pochettino così, ma sono Sento la veramente voce di Elune. Ciao. sono concentratissimo. E te cosa ci fai qua dietro? Scusi. Qualcuno minaccia la Come ci foresta. sei arrivato là dietro? Ok. Sento Via. la voce di Elune. E adesso dobbiamo tirare giù tutto il Asher prima Torna. possibile. Ci sono problemi. Qualcuno minaccia la foresta. Sento la voce di Poi Elune. al difficile ce ne tirano fuori di minaccia unità la e cagano in una maniera impressionante. Asher Ci sono Torna. problemi. Sento la voce di Elune. E poi guardate quanto cavano. È vero che i lupi qui cazzo hanno l'attacco contro l'unità. Cioè quelle unità ci hanno attacco d'armi d'assedio. Che sono efficaci contro gli Dea mi edifici. chiama. Vedete quanto è stato basilare avere una seconda miniera. Gli spazi aperti. Asher Torna. Sento stanno la voce invadendo. di Elune. Poi Qualcuno minaccia gli orchi vanno direttamente dalle catapulte, Per gli altri. perché ti devono Sento ritardare la voce tutti i di modi. Richiamo della natura. Cioè voi spiegatemi poi che cazzo ci stanno a fare un accampamento di orchi qui. Asher Torna. Che senso c'ha? La Ci dea. stanno Cioè invadendo. questi stanno qui a far Sento che? la voce Richiamo di della Elune. natura. Tanto non cercano il corno di Cenarius. La dea mi chiama. Ci stanno Arrivano anche le viverne, merda. Queste fanno male. Se mi beccano le driadi me le Gli spazi spolpano. aperti. Minaccia la foresta. In Sento la posizione. voce di I Elune. nostri guerrieri stanno La affrontando dea il mi nemico. chiama. Ma dai che sta andando bene, sta andando bene. No.
Cos'è il richiamo della No, no, indietro, 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 indietro. Madonna, guarda lì come ci tolgono. Elfe sono più forti di quanto pensassi. Ah, è tornato già vivo l'eroe. Cazzo, poi lo rifanno. Qualcuno Cos'è? minaccia la Questo non è un foresta. bene. Asher Questo non è affatto un bene. Qualcuno minaccia la foresta. Dai, non ti stoppiare per favore, non ti stoppiare, non ti stoppiare, non ti stoppiare. E là, focussato. Madonna, come è sceso giù la luce. Qualcuno minaccia la foresta. Tutte le unità messe in mano. Vabbè, venite che servono braccia fresche per tirare giù le costruzioni. Qualcuno minaccia la foresta. Ci sono Sento la problemi. voce di Elune. Fate in fretta. Asher Con le unità riesco almeno a tirare giù queste. Qualcuno minaccia la foresta. Ci stanno invadendo. Avete rotto il cazzo. Sento la In voce di posizione. Elune. Qualcuno minaccia la foresta. Ci sono problemi. Vabbè, Sento vediamo se la non è voce. svegliata qui, se no non finiamo più. La dea mi chiama. Se no, veramente, poi dopo... Vedete quando ci vuole, perché poi sono resistenti, hanno tutti i rinforzi, di tutto. Sento la voce di Elune. Asher E torna. poi continuano a costruire, ma state buoni, dai, rendetemi le cose un Qualcuno pochettino minaccia la più semplici, brutti stronzoni. A noi dorato. Dai, 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 dai. Sento Impresa la di voce demolizioni, piedina in co. Asher sono torna. Poi sono lente come la morte le catapulte. Mamma mia, quando ci mettono Nel le nome di Richiamo della Cenari. natura. muore. E che urlo straziante che c'è lo Doctor. La Ci dea stanno mi invadendo. Ma quante ce ne sono ancora di strutture? Cioè, ormai è chiaramente andata, non c'è messo neanche più torretta. Ci stanno invadendo. Poi sta rompendo le palle, guarda questo, ma cosa fai? Qualcuno minaccia la foresta. Cioè, continuano a costruire a cazzo e andare nelle La Cos'è torrette. il richiamo della natura? Vai, 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 vai. Sento la voce di Elune. Truppo, truppo che mi La serve. dea mi chiama. Asher No, torna. guarda questo. Cosa vuoi? Tu pacchiotto del cacchio. Sento stanno la voce invadendo. di Elune. Non ti devi permettere di toccarmi le mie catapulte. Quanti lavoratori c'hanno? Adesso la coppo prima. Asher sono problemi. torna. Ce l'ho fatta Pedro. Mi illumina il mio Guarda quando tolgono però le catapultine. Oh, adesso i lavoratori sono Qualcuno finiti. minaccia la Buono. foresta. Ci sono problemi. Ci stanno invadendo. Ci sto. È un po' che non ci gioco, mi sento un po' mongoplettico con i comandi. Asher torna. Cos'è il richiamo della Per natura? Karim. Ancora ci sono sti lavoratori di merda, basta, hai rotto la minchia, basta di costruire, cosa costruisci? Tanto avete perso, buona. Sento la voce di Maremma santa, e va avanti a costruire, già, ho finito gli alberi praticamente. Ci Asher stanno torna. invadendo. Adesso via come se non ci fosse un domani verso il corpo, Sento la voce di perché adesso ci saranno, eccoli qua, gli spiriti protettori, che Spazi aperti. sono della mia stessa razza, non ho capito che cazzo perché mi danno Ci conto. stanno invadendo. Tolgono anche un fracello. Qualcuno minaccia la foresta. Ok, e uno è andato. Rimangono due. Questo era quello fiammeggiante. Asher Il più easy. torna. Ciao. Ciao. Qualcuno minaccia Il la più foresta. easy. La Ci sono dea mi problemi. chiama. Ah, qui Sento c'è la voce la di fontana del mana. Utile come un buco nel culo sulla fonte. Va bene, dai. Ciao. Tiriamo giù il secondo. Lascio entrare. Madonna, che questo è quello del gelo. Che toglie una baraccata anche lui. Va a cagare. E due. Merda, 9 albe. Fate in fretta. C'è il conto al rovescio. E mi continuano a morire. La dea mi chiama. Ci sono problemi. Dai che ce la posso fare, Piederoli, madonna. Che ansia che c'ho. Dove cazzo è il minaccia la terzo? foresta. Ci sono problemi. Questo cos'è? Di luce, di fulmine? Che cazzo di elemento Stanno c'è? affrontando il nemico. La dea mi chiama. Dai, focus. Qualcuno minaccia la foresta. Me l'ha data? Non devo ucciderlo. Oh, morto. Asher torna. Ma devo tirargli giù anche questi? La dea mi chiama. Così sì. Dai. Devo tirargli giù anche i bagaglioni qua. Ma c'hanno anche lo stomp, sti stronzi. La dea mi chiama. No, dai, che ce l'ho fatta. Uff. Madonna che parto, Piederoli. Gli
È stato un parto sta missione. Però posso risvegliare finalmente Furion. Il corno di Cenarius. Ora possiamo risvegliare Furion. Che culo. Andiamo a risvegliare Furion. Ma non si poteva mettere una sveglia questo? Bisogna di un corno suonato da Il uno corno ha spino. suonato e io sono giunto come promesso. Bravissimo. Sento il fetore della corruzione e della distruzione nella nostra terra. Ciò mi fa davvero infuriare. Vabbè, ti chiami Furion. Venite avanti, antichi difensori. Schiacciamo gli invasori. E come fate il facemmo in culo passato. ai non morti. Bene, Piederoli. Già stando che qui ammazzano, io vi saluto. Spero che vi sia piaciuta come l'ho giocata. È stata molto tirata. Datemi sempre, come sempre i vostri pareri. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli.